Pesca e molluschicoltura nel delta del Po, il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. Incontri tematici Gal Gargano 11-12 ottobre 2019. Il Delta Polesano è area SIC, IT 3270017, e ZPS, IT 3270023. Il Delta del Po è un'area di particolare pregio ed elevatissimo valore naturalistico, tanto da essere una delle zone umide più importanti del Mediterraneo. Nel 1997 è stato istituito anche il Parco regionale del Delta del Po Veneto. Riconoscimento MAB-UNESCO per il Delta del Po ottenuto il 9 giugno 2015 come sito riserva della biosfera. Attività del settore ittico nella provincia di Rovigo. La pesca e la molluschicoltura costituiscono un'opportunità straordinaria sotto il profilo economico e sociale per l'area del Delta del Po e del Polesine. Queste attività in provincia di Rovigo danno occupazione a oltre 2000 persone direttamente impiegate nella molluschicoltura e nella pesca in acque interne, salmastre e marine, senza considerare tutto l'indotto generato dalle stesse. Si consideri che nell'anno 2018 il fatturato ha sfiorato i 100 milioni di euro solo per la produzione primaria. L'attività di pesca ha avuto incremento notevole a seguito della costruzione dei porti pescherecci di Porto Viro, Scardovari e soprattutto Pila, dotato di strutture che offrono adeguato supporto logistico e di servizi agli operatori. La pesca in provincia di Rovigo può essere divisa in pesca in acque interne e pesca in mare aperto. Sono circa 400 le imbarcazioni di piccole dimensione, 6-8 metri, dotati di motori fuoribordo che svolgono la piccola pesca quasi esclusivamente nelle acque lagunari, con l'ausilio di attrezzi fissi ed è a carattere stagionale. Le catture prevalenti riguardano cefali, branzini, orate, sogliole, passere, gamberetti, acquadelle etc. Attualmente la flotta che pesca in mare aperto è costituita da circa 80 pescherecci di una discreta taglia dimensionale 18-24 metri che effettuano la pesca a strascico o la pesca volante. Quest'ultima tipologia di pesca sta avendo un buon successo grazie all'abbondante presenza di pesce azzurro e alla qualità del pescato. La pesca in mare aperto nella realtà del Tizia è in controtendenza rispetto al resto dell'Italia, con un incremento della flotta e soprattutto con l'aumento di imprenditori giovanili. Tutto il prodotto ittico viene conferito e scambiato nei 3 mercati ittici locali che sono anch'essi stati recentemente ristrutturati e ammodernati. Questi si trovano a Pila, Scardovari e Porto Viro e sono direttamente gestiti dalle cooperative di pescatori locali. Questo tipo di pesca viene effettuato solo nella marineria di Pila e il prodotto è di altissima qualità grazie all'abilità dei pescatori locali nel gestire e selezionare correttamente il pescato, che viene immediatamente ghiacciato, insacchettato, etichettato e spedito in Italia e all'estero. La molluschicoltura, l'allevamento dei molluschi bivalvi, vongole veraci e cozze, è l'elemento trainante sotto l'aspetto economico ed occupazionale del comparto ittico. Già negli anni 60 veniva praticata la raccolta delle cozze sul fondo lagunare, mentre i primi vivai per mitili in sacca di Scardovari furono costruiti nei primi anni 70. Il fattore chiave però della crescita produttiva, come già accennato in precedenza, è stato l'avvio, a metà degli anni 80, dell'allevamento della vongola verace nella specie Theips philippinarum. Vongola verace, Filippina Theips philippinarum Adams Riv, 1750 sinonimi. Numerosi sinonimi sono stati usati per identificare questa specie. Tra i più comuni ricordiamo Theips japonica, De Cheyes, 1853, e Tisemidecussatus, Riv, 1864. Introdotta in Italia agli inizi degli anni 80, ha mostrato un prodigioso adattamento alle acque lagunari dell'Alto Adriatico. L'Italia è il primo produttore europeo. La conchiglia è solida, di forma ovale, equivalve e in equilaterale. Sulla superficie esterna vi sono strie di crescita sia concentriche che radiali. Queste ultime sono più marcate delle concentriche soprattutto nella metà posteriore.
La superficie interna della valva è di solito biancastra, talvolta giallina, con porzioni violacee. Dimensioni: comune di 40-50 mm. L'esemplare di maggiore lunghezza finora segnalato, 83 mm, è stato pescato nella sacca di Goro, Ferrara ed è conservato presso la collezione didattica del Dipartimento di Biologia ed Evoluzione dell'Università di Ferrara. La taglia minima di legge è identificata nella lunghezza di 25 mm. Habitat: la verace filippina vive infossata in fondali lagunari a tessitura variabile dal fango alla sabbia grossolana. Presente dalla zona intertidale fino alla profondità 7-8 m, le densità più elevate si riscontrano su fondali di 1-2 m. Distribuzione: l'areale d'origine comprende tutta la provincia nipponica e parte di quella indo-pacifica. La specie è stata comunque introdotta ai fini dell'acquacoltura in molti mari del mondo, compresi quelli europei. In Italia la prima introduzione è stata effettuata nella laguna di Venezia e nella laguna di Caleri, Rovigo nel 1983. Valore economico: il Veneride più allevato al mondo è la vongola verace filippina, la cui produzione, 3 milioni di ton/anno, rappresenta il 20% del mercato globale dei bivalvi. Le quantità più rilevanti, 90%, sono realizzate da pescatori e allevatori cinesi, mentre il secondo posto spetta all'Italia con circa 50.000 ton/anno. Gli allevamenti italiani sono concentrati nelle lagune dell'Alto Adriatico, da Grado a Ravenna. Il valore medio alla prima vendita è di circa 3-4 euro/kg. In Italia la prima introduzione è avvenuta da una cooperativa di biologi veneti che nel 1983 importarono una prima partita di 3 kg di seme di circa 3 mm, circa 200.000 pezzi, da uno schiuditoio inglese. Negli anni a seguire furono seminate altre partite di seme nelle varie lagune nord-adriatiche, nel 1984 2 milioni di pezzi a Caleri e Valbonello, nel 1985 in Sacca di Scardovari, nel 1986 nella laguna di Goro e Marano. Contemporaneamente furono estese prove nella laguna di Orbetello, nel lago di Varano ed in alcuni stagni sardi. Le aree dove però si ebbero i migliori risultati furono le lagune del delta del Po e la laguna di Venezia, dove si ebbe una vera e propria esplosione delle popolazioni di vongole seminate che via via andavano a colonizzare vaste zone lagunari. L'allevamento delle vongole veraci è il fattore chiave della crescita produttiva, economica ed occupazionale di tutta l'area basso polesana. Nell'area compresa tra il Po di Mestra e il Po di Goro il numero di addetti alla venericoltura è di circa 1450 unità, associati in 14 cooperative riunite nel Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OPI. In queste aree il Consiglio provinciale ha stabilito di concedere in esclusiva al Consorzio il diritto di sfruttamento dei banchi di molluschi esistente allo stato naturale. La convenzione ha durata quinquennale. Nelle lagune settentrionali, nell'area compresa tra il Po di Mestra e l'Adige, operano oltre 350 addetti associati in cooperative, alcune riunite in consorzi, e numerose società. L'utilizzo di detti specchi acqui ai fini della venericoltura è soggiacente alla concessione rilasciata dal Genio Civile. Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine OPI, nato nel 1976, ora raggruppa 14 cooperative per un totale di 1450 persone con 680 donne e 770 uomini. È la prima azienda in provincia di Rovigo per numero di addetti. Nel comune di Porto Tolle, su un totale di 1450 persone che praticano attività di pesca delle vongole, circa 770 sono uomini e 680 donne. La crisi del settore tessile aveva infatti negli anni '80 generato un numero enorme di disoccupati, soprattutto tra le donne, che invece grazie a questo mollusco hanno avuto l'opportunità di una nuova occupazione sul territorio. Non esiste altra realtà in Europa che nel settore ittico occupi un numero così elevato di lavoratrici donne. Su una superficie in concessione di 6.000 ettari solo poco più di 350 sono coltivabili per le vongole veraci. Di questi,
200 ettari in Sacca di Scardovari, 80 ettari nella laguna del Canarin, 80 ettari nella laguna del Barbamarco e 10 ettari nella laguna del Basson. Nelle lagune settentrionali, dove la provincia non detiene i diritti esclusivi di pesca di circa 2000 ettari di superficie lagunare, circa il 10% sono dati in concessione per la venericoltura, mentre oltre il 25% sono interdetti in quanto riconosciuti di proprietà privata. Carta ittica Provincia di Rovigo 2008. Produzione nazionale vongole veraci aggiornata all'anno 2017. Dal grafico è evidente come il picco produttivo si è avuto alla fine degli anni 90, periodo in cui la laguna di Venezia deteneva di gran lunga il primato produttivo italiano. La mancanza di gestione corretta della risorsa ha provocato un tracollo produttivo per il quale ancora a tutt'oggi non si intravede soluzione. Mentre nei comparti del Delta del Po Veneto ed Emiliano le produzioni possono ritenersi abbastanza costanti. Attualmente l'Italia è di gran lunga il primo produttore europeo di vongola verace con oltre l'80% della produzione, mentre la produzione di Spagna e Francia è stata superata in questi ultimi anni dall'impennata produttiva del Portogallo, dove però mancano dati ufficiali. Come si vedeva nella tabella precedente, oltre l'80% della produzione italiana proviene esclusivamente dalla zona del Delta del Po e si è quindi rivelato uno dei siti più adatti a questo mollusco a livello mondiale. Modalità di gestione della risorsa. La gestione dell'allevamento delle vongole veraci prevede varie attività a tutela degli stock e soprattutto dell'ecosistema lagunare. A tal fine risulta fondamentale la tipologia dell'attrezzo per la raccolta. Gli attrezzi consentiti sono rasca a mano, manico lungo e manico corto, rasca a pompa, manico lungo e manico corto, rasca a pompa modificata, trainata. Limitazioni obbligatorie. Potenza max pompa 3,5 kW, pressione agli ugelli massima 1,8 bar. Larghezza max 60 cm. La gestione della risorsa è fortemente autoregolamentata. Viene così definita una quota di raccolta massima giornaliera per singolo pescatore, stabilita sulla base dello stock di molluschi presenti in laguna e dalle richieste provenienti dal mercato. Tramite una rete di segreterie telefoniche e comunicazioni via mail, ogni singolo socio viene informato sul quantitativo massimo di pesca giornaliero. Viene anche comunicato l'orario di inizio e fine pesca delle vongole, che dipende ovviamente dalle condizioni ambientali, stagioni, altezza della marea, ecc. È anche stabilita una taglia minima del pescato che deve essere superiore ai 30 mm, per legge è di 25 mm, ovvero vengono vendute solo vongole veraci di pezzatura grossa. Ciò consente agli animali pescati di avere già effettuato almeno un ciclo riproduttivo. Il conferimento del prodotto è rigidamente gestito, imponendo agli associati un orario di inizio e fine raccolta, nonché la consegna del prodotto pescato in soli 4 pontili autorizzati dalla ASL, dove vengono svolte le operazioni di verifica, convagliatura a campione del prodotto, rilascio del buono, consegna e immediato carico sugli automezzi dei molluschi conferiti. Punto di sbarco del prodotto. Con questa procedura si consente non solo di controllare il rispetto delle quote, ma anche di identificare con esattezza il luogo dove i molluschi sono stati raccolti, consentendo il monitoraggio della produttività nelle varie zone e la puntuale tracciabilità del prodotto. È attivo un servizio di vigilanza su ogni laguna in concessione, 6 natanti con relative guardie giurate, 24 ore su 24, al fine di scongiurare furti e la corretta applicazione del regolamento di pesca concordato con l'amministrazione provinciale. Il fatto di avere una dislocazione delle aree produttive in lagune diverse obbliga un servizio di controllo molto dispendioso, con costi di oltre 1,5 milioni di euro l'anno. Mentre nelle lagune settentrionali ogni cooperativa, società o consorzio commercializza in autonomia e spesso in concorrenza il prodotto raccolto, presso il consorzio di Scardovari tutto il pescato viene venduto da un unico organismo di commercializzazione. Il consorzio pescatori gestisce l'intera filiera dall'allevamento sino al prodotto finale. È infatti proprietario e gestore di uno dei maggiori e moderni impianti di depurazione molluschi in Europa, con capacità produttive di oltre 100 tonnellate giornaliere, con 5 diverse linee di confezionamento. Grazie al suo attrezzato parco automezzi provvede alla distribuzione giornaliera dei molluschi.
Questi sono collocati per l'80% in Italia isole comprese, mentre il rimanente 20% è commercializzato in Spagna, Francia ed Olanda. Gestione delle aree nursery. L'andamento delle produzioni di vongola verace anche nel delta polesano è fortemente condizionato dalla disponibilità di seme selvatico. Questo proviene interamente da zone nursery dove naturalmente vi è un insediamento di novellame. Vengono pertanto identificate le suddette aree nelle quali poi successivamente viene gestita la raccolta e successiva reimmissione del seme nei vivai per l'ingrasso. Le tecniche di allevamento sono ormai ben consolidate con preliminare attività di identificazione degli orti, fasi di pesca a rotazione e risemina delle aree sfruttate. La gestione dei vivai segue il sistema del tutto pieno tutto vuoto con densità di risemina che dipende dal sito e comunque variabili tra i 200 e i 1000 pezzi per metro quadro. Fondamentali sono anche le impegnative operazioni di pulizia dei fondali con allontanamento dei bioclasti e delle macroalghe. In tutta l'area nord adriatica, in questi ultimi anni si sta registrando un'inflessione produttiva, che secondo gli esperti è da imputarsi da una parte all'eccessivo sfruttamento delle risorse, dall'altra a progressive alterazioni ambientali che hanno portato a una riduzione dei siti idonei e alla perdita delle aree di produzione. Quest'ultimo fatto ha portato anche a una drastica riduzione della presenza di novellame naturale mettendo in crisi tutto il sistema produttivo e spingendo gli operatori a sviluppare nuove soluzioni per l'approvvigionamento della semina. Anche in questo caso però le dimensioni della stessa devono essere di almeno 10 mm per evitare fenomeni di dispersione e trasporto dovuto alle correnti e per non subire la predazione. In Italia attualmente non esistono schiuditoi per molluschi bivalvi in grado di soddisfare le richieste degli allevatori, e il prodotto di piccole dimensioni, 1-2 mm, viene acquistato presso schiuditoi comunitari o statunitensi. Nursery di pre-ingrasso secondo tecnologia studiata dalla Sysalter Shellfish UK che sfrutta sistema in upwelling potendo così svezzare grandi quantitativi di prodotto in spazi relativamente limitati. Più recentemente è stata introdotta una nuova tecnologia usata nello stato di Washington che prevede lo svezzamento del prodotto in apposite strutture galleggianti sfruttando sempre il sistema in upwelling. Tale sistema viene denominato FLUPSI, Floating Upwell System. Nella sacca di Scardovari a partire dagli anni 60 viene praticato l'allevamento delle cozze secondo il sistema su pali fissi, o sistema a riquadro. Questa tecnica è utilizzata in questa laguna dove vi è una profondità modesta, 2 a 3 metri. La struttura è costituita da pali in legno infissi sui fondali a formare dei riquadri e collegati tra loro da travi in legno. Sulle travi sono tesi dei cavi di acciaio zincato. Su questi cavi vengono sospese le calze di rete di plastica contenenti i mitili da allevare. Nella sacca di Scardovari il consorzio detiene in concessione dalla Regione Veneto un'area di circa 130.000 metri quadri dove sono stati realizzati i vivai di allevamento per le cozze. Tutte le operazioni di lavorazione del seme e reincalzo del prodotto vengono svolte all'interno delle cabane caratteristiche palafitte in legno costruite a ridosso dell'arginatura della laguna. L'attività inizia con la raccolta di seme naturale, effettuata solitamente in primavera, con prodotto delle dimensioni di 1-3 cm recuperato nelle strutture stesse dell'impianto che fungono da collettori per le larve, o in alternativa, per gli impianti su pali fissi, raschiando superfici sommerse, dighe foranee, pali in legno, scogliere, ecc. I piccoli grappoli di mitili raccolti vengono inseriti all'interno di una rete tubolare di plastica annodata sul fondo e tenuta aperta da un tubo rigido di plastica. Il tubo viene poi sfilato e i mitili restano all'interno della rete. Si è ottenuta così la resta che è di lunghezza variabile in dipendenza dalla profondità, mai superiore ai 2 metri di lunghezza. Una volta posta in acqua la resta, i mitili fuoriescono dalla rete rimanendo saldati tra di loro e alla rete grazie al bisso. Man mano che i mitili crescono e le reste si appesantiscono queste devono essere sostituite con altre a maglia più larga, 6-7 cm. Questa operazione viene svolta 2 o 3 volte durante il ciclo di allevamento.
In base alla disponibilità di cibo e alle condizioni ambientali il tempo per raggiungere la taglia commerciale è di 8-12 mesi. Da metà anni 90 la produzione lagunare di cozze è stata integrata ed ampliata grazie all'avvio dell'allevamento di mitili in mare aperto in strutture idonee offshore, i cosiddetti longline con quantitativi annuali di circa 20.000 quintali di prodotto. Attualmente sono 7 gli impianti nel mare prospiciente il delta del Po e sono di proprietà delle cooperative di pescatori aderenti al consorzio. La Convenzione e i regolamenti di pesca dei molluschi. Dal punto di vista amministrativo il Consorzio ha in concessione dalla provincia di Rovigo i diritti esclusivi di pesca dei molluschi. Tale atto è normato secondo una convenzione che viene stipulata con cadenza quadriennale e per la quale il Consorzio paga un canone pari a 270.000 euro annui. La convenzione, tra i vari aspetti, prevede anche, agli articoli 5 e 6 la stesura di un apposito regolamento interno per disciplinare l'esercizio della raccolta dei molluschi ed in particolare la quota giornaliera di pesca, i punti di conferimento, l'utilizzo di attrezzi di pesca e i controlli cui i pescatori dovranno essere sottoposti. Un associato del consorzio per poter esercitare la raccolta dei molluschi all'interno delle aree oggetto di convenzione, deve essere in possesso oltre che della licenza di pesca di tipo A, professionale, anche di una specifica autorizzazione rilasciata dal presidente del consorzio. A tal proposito esiste un apposito regolamento che norma i criteri e i punteggi per la stesura della graduatoria per accogliere le domande per i nuovi rilasci. Grazie per l'attenzione.